Prova de diretta de BCTV, casemos in un altro programma, su primo curso di StreamYard non lo posso più usare, scusatemi, devo controllare se in diretta, sì. Bene, allora torniamo a cominciare, ecco qua. Buonasera a tutti, BCTV, il canale di oggi è che 8 di marzo 2025. Questo, come già si vede, sta andando in onda in una maniera un po' diversa, che ha l'abbonamento che in StreamYard hanno ridotto il tempo solo dai 20 ore a 15 ore e quindi a rinnovare costa troppo, perché erano 75 euro e quindi cerchiamo di non arranzare che in un programma alternativo che non è delle stesse prestazioni, ma comunque vediamo insomma di riuscire a fare il servizio che ha prima. Bene, cominciamo diretto qui a Baitane come si presenta Sadie oggi si presenta a Goi, si presenta, sta coccolata, ma come già coccolato dei Prus, che ha proposto tempo a cercare di andare avanti su questo programma nuovo, insomma, di trasmissione di Itenovas. Mi dispiace a sospendere Itenovas, a cacchi in boras a su mese sono nude, insomma, Itenovas dura mezz'ora, quindi io poi andare avanti al massimo per una chita, pur ridurre l'orario. Ecco, questa è la situazione. Andiamo sul Saravallo di oggi, è evidente che va problema di ingrandimento, ma andiamo, insomma, di non arranzare, non comprendo poi che lo sia facendo, ma devo ponere a posto tutta la questione. Vedete che non funziona, ecco, funziona solo in minorile, ma in minorile non funziona. E quindi oggi abbiamo non bollisco manco legere come teste e quindi questa base che la brincamo e diamo ecco qua, questo me la mostra bene, toccamente una scrittura, ieri non l'abbiamo potuto dare, Federico Possello Monni, Benenneto a Sumunno, in terra sarda, al loco Vistichesu, buona sorte e buona fortuna a Federico e auguri a sua mamma Pasqualina Monni e a suo babbo Pepe Cosello, Pochinesi a sempre, Mannino e Dizzoso, Federico. Benedetto Federico, Ma acabò un nome? Va bene, andiamo da innanzi, però abbiamo un toccamento e dolo, noi abbiamo 46 anni e via, finché il morto Raimondo Pitali. Si metta, non lo conoscono, però siccome este tenia Vizichesa, insomma, e quindi abbiamo dato toccamento, capa, parentesi e tutto, insomma. Finché il morto a 46 anni, non so come si vede in questa fotografia, este izzo del soggetto di Francesco Pitali, sposato a Olbia, nipote di Monnuelai con Notto Mognone, sposato a Budusò e trasferito poi a Olbia. Il marito di Chiara e babbo di Francesco e Andrea. Si interessa in Olbia, martire del Chiotto a Saschimbe, cioè Oie a Saschimbe, e Sacreia di Santo Michele Arcangelo. Condolenze e pazienza a sua famiglia tutta dalle parti del distretto Naramitone. Il nipote morire a 46 anni. Oh yeah. Bene, andiamo a stoccamento bonus, insomma, fede e cultura, il mondo di Raimondo Turta, storia, lingua e identità, giornata di studi, BIT 22 marzo 2025, Cine Teatro Ariston, via De Fenu 14. Il dimo di te prevede sul programma, il programma prevediti,
introduce e modera Marilena Orunesu, saluti istituzionali, poi introduzione Monsignor Antonello Mura, prolusione del professor Attilio Mastino, la scoperta delle specificità del cristianesimo in Sardegna, Raimondo Turtas, Diego Carru, Raimondo Turtas e i concittadini protagonisti del Risorgimento, e cioè Giorgio Asproni e Giuseppe Musio. Seconda edizione, seconda sessione, lo storico, Mauro Sanna, l'ultima fatica di Raimondo Turtas, la nuova edizione della storia della Chiesa in Sardegna. Don Tonino Cabizzoso, l'opera di Raimondo Turtas nel progresso degli studi sulla storia della Chiesa in Sardegna. Poi Giovanni Lupino, Raimondo Turtas, storico della lingua sarda, Vanni Piras, Raimondo Turtas, lettore attento delle carte medievali e giudicati in lingua sarda, Michele Carta, integrazioni documentali agli studi Raimondo Turtas sulla comunità di Bitigoro Fai in età moderna, Silvana Sanna, gli studi Raimondo Turtas sulle chiese di Bitigoro Fai, alcune integrazioni documentali, Don Francesco Mariani, Raimondo Turtas e la storia del periodico Ortobene, ore 15:30, terza sessione, lingua sarda e liturgia, modera Michele Tatti, Bacchisio Bandino, il ruolo di Raimondo Turtas nella difesa e la valorizzazione della lingua sarda nella liturgia, poi Monsignor Sebastiano Sanguinetti, la lingua sarda nella liturgia, situazione e prospettive, poi Don Antonio Pinna, Raimondo Turtas e il ruolo della lingua sarda nell'inculturazione della fede, poi Gloria Turtas, Preicas in sardo, le traduzioni in sardo-vitese dei Vangeli domenicali e festivi di Raimondo Turtas, poi Nando Buffoni, sa spreca di Raimondo in Santo Paule in Sassai, poi Maria Antonia Fara, un disistu mesu cumpritu, e poi su dibattito. Sì, resta tempo naturalmente che adesso vedenne, il relatore sono tanto, insomma uno bello convegno su potremo Turtas. Bene, 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 bene. Noi scorsi ministri interne, mi pare che ci riaccodui a già l'ha lottato, quindi che renare scritta trasmissione e sta nanne, insomma, ecco. Poi noi canto il binnatatelo, so dei Michele, ascoltarne, vabbè, ma insomma, a chi non sa cosa pochi è che ascoltare. Bene, poi abbiamo da dare toccamento chi Don Coseddu, Don Antonio Coseddu, Tottoni Coseddu, insomma Don Antonio Coseddu, sta organizzando un pellegrinaggio giubilare a Sisi, Cascia, Roma. Viaggio in aereo dal 14 al 16 giugno 2025. Primo giorno, sabato 14 giugno, Assisi. Terzo giorno, lunedì 16 giugno 2025, Roma. Poi, secondo giorno, scusate che l'avevo brincato, Cascia. Quota di partecipazione 600 euro per persona. Per informazioni e prenotazioni, Don Antonio Coseddu 345 91 32 667. Bisemuso, ecco, Don Antonio, Don Tottoni, lo chiama pure, Tottoni Coseddu, ti allego la locandina e il messaggio di quest'ultimo lo puoi, vabbè, sul rettore dell'Ura, Onanie Don Coseddu e sto organizzando un pellegrinaggio giubilare a Roma, Assisi e Cascia. Posso dire, il battore di Rubini che sei che dell'Ampata, su postale, muovete da Evizi, e chi è chiedete a sentare, lo contattate a sul numero 3 Battoschimbe 91 32 667. Bene, poi poniamo sul toccamento pure visto, Bene, intanto vamos su Rabiti Volley che ha vinto l'ultima partita del campionato contro la Polisportiva Gonone d'Orgali 3-0, e quindi già Biti Volley resta prima in classifica distante adesso. L'altro 30 punti, già seconda invece a 22 punti. Forza Biti Volley. Allora, vamos a e cioè mobilitazione generale pastori e agricoltori sardi, venerdì 21 marzo
2025 ore 18. Il corteo di trattori e auto partirà da due fronti, da Ottana incontro all'ingresso Fronte Maschera, da Sologo, strada statale 131, bivio per Lula. Entrambi i cortei si incontreranno a Prato Sardo Nuoro. Si chiede la massima partecipazione. Pastore, sindacati, caseifici, agenzie, enti, assessorati, ASL, mangimifici, macellatori, INPS e rivendite. Insomma, tutto quanto sono coinvolti in questa riunione sono pastores. Visti TV nel danno toccamento, ma data dare pure la diretta di questa manifestazione, insomma, ecco. E quindi vamos a partecipare. Poi va Murgalo, Giovanni Farina racconta la sua vita attraverso le sue opere. L'opera solo, nonostante il cacciatore di uomini, aspettando il 9999, poesie e scritti dall'ergastolo e dal 41 bis, poesie d'amore dal carcere. E questo sia che tutto, il 29 di marzo, che sabato, ore 18, Salone de Probania. Saluti, Don Totoni Cosso. Intervengono dottor Matteo Melino, organizzatore dell'evento, l'autore Giovanni Farina, l'editore Costantino Cavalleri. Il problema è che su 29 è pure la proiezione Sariston. E come si ha che te dopo cosa si posta su una sopra de satera e non si come si ha che te questo batti scritta a Sassese e poi gatta cominciare a Sassese e mezza, la proiezione su cinema è sta a Sasotto, e poi m'hanno appetito pure anche del relatore, quindi non riesco proprio come si poteva fare che era fatto tutti, insomma. Bene, andiamo da innanzi, diamo la rassegna stampa, un pacco disordinato, oggi a perdere metà tempo a usare un altro programma che mi era permesso di hackere i tenori. Pecorino dopo, solo da avere pecore sarde, l'appello delle associazioni di categoria. Serve subito un nuovo disciplinare di produzione del pecorino romano dopo per quanto riguarda le razze ovine. Solo quelle autoctone allo stato brado e non in stalla devono essere allevate nella areale geografico di riferimento, e cioè Sardegna, Lazio e provincia di Grosseto. Solo loro producono un latte per caratteristiche organolettiche da tutelare. Agrinsieme Sardegna e le maggiori cooperative di trasformazione lattiero-casearie ovine hanno messo in evidenza quanto sia importante legare alle produzioni del romano le razze autoctone dalla sarda alla tipica nera di Arbus, dalla comisana alla massese, dalla vissana alla sopravissana, passando per quella della amiata, che sono appunto razze cioè che potrà anche farti sul pecorino dopo. Le razze straniere, israeliane e francesi, dovrebbero essere escluse dal disciplinare. Il coordinatore regionale di Agri Insieme e direttore di Lega Coop Sardegna, Daniele Caddeo. Il vice coordinatore del presidente regionale di Coop Agri, Giuseppe Patteri, e tutto l'elenco, e vabbè, che lo brincamos, presidente CIA e così via, e in Tenarana, che hanno chiesto alla regione di prendere posizione sul tema. Tutto l'elenco di chi è, vabbè, un po' lo leggo, non è importante. Allora, comune la carica dei 236 candidati addette questa carica al concorso per 3 funzionari. 87 sono stati gli ammessi del bando per 2 assistenti sociali, 129 hanno presentato la domanda per un posto da amministrativo contabile. Pensate un po' a cui te bisogno subata.
del travaglio. Poi vabbè, certo mestieri invece restano, che ne sono, insomma, che ne operatore. Allora, screening i numeri da record, la ripartenza della campagna di prevenzione del tumore al colon. Nei primi 2 anni 14.000 persone hanno effettuato il test di primo livello. Per frequenza anche tra i residenti del Nuorese è il secondo tumore. E anche per questa ragione, da tempo in provincia la SL ci sta dedicando una particolare attenzione, soprattutto nel campo della prevenzione. Sono trascorsi circa 2 anni, infatti, da quando nel territorio dell'azienda sanitaria nuorese è ripartita la campagna di screening per la prevenzione del tumore colon-retto, e i numeri registrati sinora disegnano un bilancio davvero da incorniciare. Internenne questo tumore si cunno in Michele in provincia di Nuoro e in Sardegna, insomma, quindi andate a Bosacca a fare gli screening. Decadenza, sono fiduciosa e onesta, danne Todd, vabbè, l'onesto viene indotto dai 5 Stelle, quindi nessuno l'ha posto in dubbio. La Presidente ricorda che la Corte dei Conti ha certificato la regolarità delle spese dell'M5 Stelle. Alessandra Todd rompe il silenzio a 3 giorni dall'udienza di tribunale, il Tribunale delle Adere Volontarie, su 20 di questo mese. L'udienza pubblica si avvicina. Dopodomani il Tribunale Civile di Cagliari esaminerà il ricorso dei legali della Presidente della Regione contro l'ordinanza ingiunzione del collegio elettorale della Corte d'Appello, che ne chiede la decadenza per irregolarità nelle rendicontazione delle spese elettorali. Ieri Alessandra Torre ha detto di essere fiduciosa. Sono convinta di ciò che ho fatto, sono una persona serena, centrata e soprattutto onesta. Le regole vanno giustamente rispettate, ma mi rimetto al giudizio del Tribunale Civile che avrà le sue posizioni. Io sul ricorso, cioè l'opposizione sul ricorso, la polessa e Bonnaro chi non metta bene posta, Alessandra. Maggioranza, confronto sugli emendamenti, Agus da recuperare il rapporto con i sindacati. Vabbè. Finanziaria, vertice Fiume, ma i nodi restano. Oltre 2 ore di vertice sulla finanziaria, ma i nodi restano. Tanto è vero che i capigruppo di maggioranza, con l'assessore al bilancio Giuseppe Meloni, la Presidente della Regione Alessandra Torre, il Presidente dell'Assemblea Piero Comandini, si rivedranno oggi alle 12, sempre negli uffici della Presidenza del Consiglio regionale. Va bene, va bene. Allora andiamo da innanzi e vediamo assalto in piazza ad un portalavori. Siamo già danne di Orgosolo, purtroppo in Orgosolo battono un clima in costa al Diese, chino al Metabello, 3 banditi armati di pistole e fucili con passamontagna hanno agito al centro del paese. I malviventi si sono impossessati di 20 scatoloni di sigarette per un bottino di circa 20.000 euro, potete scrivere. Perché manarami tu e 20.000 euro, manco il basta a si paccare mese avvocato. Statale 131 di CN, cioè la nostra, del 131, la chiamata dai a Basanta Olbia, ha avviato l'ultimo cantiere, e infatti gli anterischi per questa manifestazione gliel'ha posto. Sulla statale 131 di CN apre un altro cantiere e la Nuoro Olbia continua ad essere disseminata di ostacoli. ANAS ha avviato l'ultimo degli interventi tra quelli previsti per la riqualificazione dei viadotti dell'intero itinerario, oggetto di uno specifico piano di manutenzione avviato dalla società negli ultimi anni. L'intervento che riguarda il risanamento completo del viadotto Sospustolo all'altezza del chilometro 66,800 in territorio di Dorgali.
in provincia di Nuoro, ma di Dorgali. Il provvedimento prevede la chiusura al traffico di una sola carreggiata. La circolazione in entrambi le direzioni sarà garantita sulla carreggiata libera dai lavori. E vabbè, quindi destinato a corso praticamente. Romano dopo, solo da pecore sarde. La già satiro giornale, quindi non facciamo due lettura, no, questo è Unione Sarda, con di Nuova Sardegna. Inflazione, l'isola tra le regioni meno care. Solo la Valle d'Aosta fa meglio. La Sardegna è la seconda regione d'Italia dove l'inflazione si è fatta sentire di meno, 1,6%, dietro la Valle d'Aosta e davanti al Molise. È quanto emerge dal rapporto dell'Unione Nazionale Consumatori sui dati Istat legati all'inflazione. Consumi nel 2024 più 38,8%, caffè rincari in vista. Il prezzo del caffè sembra destinato a crescere anche in questo 2025, dopo gli aumenti record del 2024 con il 38,8% rispetto alla media dell'anno precedente. È stato il dato più alto di sempre, addirittura con l'arabica, la qualità superiore per antonomasia schizza al 58%. Potete scrivere, dobbiamo su caffè ranchido, sempre meno sanitari, la Sardegna soffre di più. Nel 2027 ne serviranno 2000, cioè non vamo dottore sì che ne pone il numero chiuso eccetera eccetera, e impedimento il vario, molti pensionamenti e specializzazioni in fuga costante. Io male. Le AFT, la soluzione resta solo sulla carta. Che sono queste AFT, ecco, le aggregazioni funzionali territoriali, queste AFT, non sono una soluzione, o perlomeno restano sulla carta, non sono state praticate. Le aggregazioni di professionisti aperte 24 ore su 24 non sono mai state attivate. La soluzione per garantire assistenza sanitaria più continua in Sardegna ci sarebbe, ma non viene applicata. Le aggregazioni funzionali territoriali AFTI sono previste dall'accordo collettivo nazionale e dovrebbero entrare in funzione dal 1 gennaio 2025, ma ad oggi non sono operative. Questo modello organizzativo, già adottato in altre regioni, consentirebbe di superare la cronica carenza di medici di base e la difficoltà di accesso alle cure per i cittadini, garantendo un servizio di medicina generale attivo H24, 7 giorni su 7. E non sono in funzione. Bene, bilancio. Prima ipotesi di modifica, la maggioranza viaggia compatta. C'è l'intesa sui metodi e priorità, comuni, sanità e sostegno alle piccole imprese. Torde e Narata abbiamo trovato d'accordo perché sarà una manovra politica. Va bene, aspettiamo la manovra. Intanto comunali, a differenza del Stato italiano, adesso questo del Stato, comunali agganciate ai referendum. Il primo turno sarà l'8 e il 9 giugno. Sarà l'8 e il 9 giugno il secondo turno. L'eventuale ballottaggio per il sindaco di Nuoro si terrà 2 settimane dopo, praticamente in occhio al ballottaggio per solo su sindaco di Nuoro, allora sono i del minore, insomma, e quindi bisogna questo referendum che hanno votato sotto le lampade e poi su Michele su ballottaggio in Nuoro 2 schittal dopo. Decadenza giovedì, prima udienza e Todde est fiducioso. L'abbiamo già letto il giornale. E tutta l'Italia fa il tifo per Lula, scienza e politica, mobilitazione senza precedenti per Einstein, Telescope.
dimos a mobilitazione, è nata vario appuntamento, il piano dal rilancio dell'università al nuovo progetto della ferrovia, ferrovia che deve andare da Enugoro a Olbia. No, dai, il nuovo progetto della ferrovia. La cosa da Enugoro a Olbia via disturbare, mi pare che sia invece da Enugoro a Macumele. Un'opera da 2 miliardi di euro e migliaia di posti di lavoro. Il verdetto si avrà nel 2026. L'opera complessivamente costerà poco meno di 2 miliardi di euro e il governo, la Premier Giorgia Meloni ed il ministro dell'Università e della Ricerca Anna Bernini ha garantito, una volta che si saprà della vittoria, un finanziamento di 950 milioni di euro per la costruzione della galleria. Altre risorse arrivano dal PNR e fondi europei, mentre la Regione, che ha già investito 350 milioni di euro, sta lavorando a una serie di bandi collaterali e alla fine incrementerà il suo impegno per la realizzazione dell'infrastruttura. E vabbè, stiamo a vedere. Il percorso del dossier va avanti tra Cagliari e Barbagia. Gli appuntamenti: 3 incontri da oggi a giovedì con scienziati e amministratori. Sono 3. Allora, appuntamenti fondamentali per la candidatura del suo Senato come sede dell'Einstein Telescope. Il primo per i ricercatori scientifici, il secondo dedicato al mondo delle imprese, il terzo per gli amministratori e la cittadinanza. Oggi e domani a Cagliari all'Ex Manifattura è in programma il workshop ET in Italia, scienza e tecnologia per la candidatura, eccetera, eccetera. Domani alla Camera del Commercio di Nuoro sarà a volta di Einstein Telescope, va bene, durante il quale spiega, eccetera, eccetera. Abbiamo già visto tanta via questa cosa. Giovedì mattina, nella sede dell'Istituto Superiore Regionale Etnografico, allora, però Bacardi Corso Senato, allora, nel pomeriggio alle 17 nella palestra comunale del comune di Lula, in via della Repubblica, si terrà un incontro aperto alla cittadinanza con la presentazione del progetto ET Sun Lab Einstein Telescope Sardinia e questa die, cale die, no che non una razza. Allora, giovedì mattina e giovedì è Giovia Est, giovedì Est 27, no, giovedì Est 20. Allora, Giovia Est 20, scusate, potete spostare tutta la baracca, poi vedete calesa di Eiti, quindi biniamo l'una giuda che 9, crasa che il mercoledì, si crasa che il Giovia, quindi alle ore 17 non in Sogerato, ma in palestra comunale di Luvole, dove batte un audio che non si comprende un YouTube. Invece giovedì mattina nella sede dell'Istituto Superiore Regionale Etnografico, la Presidente della Regione Todde firmerà l'accordo di programma sulla Einstein Telescope. E va bene. Andiamo da innanzi. Politica internazionale, la tregua in Ucraina appesa alla telefonata Trump-Putin. Leader USA, parleremo di territori e di centrali elettriche. Ma magari crepe tra i paesi UE, non decolla il piano per gli aiuti militari. Tajani chiede approfondimenti. Meloni, attesa in Parlamento. L'Occidente deve restare unito, all'insegna dell'equilibrio. La risoluzione della maggioranza. PD, dopo lo strappo si lavorerà alla tregua. Schlein
avremo una sola posizione, stiamo a bidere. Allora Trump, Putin, il filo, e questo è stato il giornale, siamo nel comode Unione Sarda, il filo della pace e i sacrifici chiesti all'Ucraina, ma Zelensky non vuole cedere sull'integrità dei suoi territori. Insomma, Putin chiede tutto, pezza, pische, papiro, tutto il che besta. E il piano UE di aiuti a Kiev si incaglia. Ora Mosca accetta l'idea di osservatori disarmati e te concessione. Vaticano, dialogo vero, stop alle armi. Su Papa che sono scomplottista l'ha promorto, per raggiungere la pace è necessaria la volontà di aprire un dialogo vero. Lo ribadisce la Santa Sede che fin dall'inizio del conflitto in Ucraina si è impegnata al massimo sia nella ricerca di una difficile pace, sia con progetti umanitari che hanno riguardato soprattutto i bambini che erano stati deportati in Russia, sia prigionieri sia per i prigionieri. Va bene, il Papa gli ha fatto questa sbaglietto della bandiera bianca, ma con poi si inchieste aggrezzato. Bene, che in questo terminiamo questa trasmissione sperimentale, non poso da StreamYard, ma Evomox, questo è un altro server che ha questo servizio da permettere appunto poco modo in abbonamento gratuito, poi diciamo come tanto mi piacciono e diciamo poi che sono scostosi insomma, però poter trasmettere. Intanto bello cambiare questa brigorella de mea che occupa troppo loco in questa posizione e l'amolo a spostare. Poi andiamo a sigla del tancatura, eccola qua. Bene, a mentre vedere di buona tutto dai Bizzi TV e mentus a casa, operatore del permettirne, fi, trasmissione.